Protesta davanti al Tribunale di Cagliari di varie realtà, praticamente c'è il Cagliari Social Forum, c'è l'USB e poi c'è chi da sempre praticamente si è detto contrario alla occupazione militare della Sardegna. Come mai qua vediamo molti cartelli, bombe, razzi, proiettili al torio, giochi di guerra sul nostro territorio? Enrico Rubio. Oggi appunto si dovrebbe andare a decidere se archiviare o meno l'inchiesta che si è fatta. Dalle risultanze si sono stati appurati vari crimini e quindi noi siamo qui per evitare, per fare pressione affinché non si vada ad archiviare questo crimine. Oggi si attende la decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione per i 5 capi militari che sono accusati, come si legge nel vostro comunicato, di vari reati. Quali, ricordiamoli? Innanzitutto l'inquinamento, gravi lesioni in concorso, disastro ambientale, omicidio colposo. Ecco, questi sono i crimini diciamo, che sono stati appurati dalle inchieste che si sono fatte. Sullo sfondo, Rubio, c'è comunque l'eterna lotta, tra virgolette, tra chi non ha nessun tipo di problema alla presenza militare del territorio sardo e chi invece, come voi, da sempre dice no assolutamente a questa occupazione militare. Ma la Sardegna non ha bisogno di occupazione militare assolutamente, non porta nessun beneficio alla Sardegna, semmai si fa a detrimento degli interessi di questo territorio. Noi siamo contro l'occupazione militare dappertutto, in special modo in Sardegna, perché appunto rappresenta il 63% di tutto il territorio militarizzato italiano e quindi noi non ci stiamo. Abbiamo bisogno di un altro sviluppo che non qual è altro sviluppo? L'altro sviluppo, ci sono delle vocazioni che sono agricole, che sono turistiche, che sono della pesca, eppure c'è un vastissimo territorio appunto negato per la pesca, per il turismo, per l'agricoltura, per l'allevamento. Noi abbiamo bisogno di altro, non abbiamo bisogno di ospedali, sono queste le cose, abbiamo bisogno di infrastrutture, sono queste le cose che mancano in Sardegna, non certo la militarizzazione del territorio. Rubio, in una battuta finale con lei, se oggi dovrà emergere la conferma della richiesta di archiviazione, poi a quel punto sarà una decisione che voi non potrete che accettare. Non accettiamo assolutamente, l'accettiamo in quanto hanno deciso così, ne prendiamo atto, ma non accettiamo. È immorale che a fronte di una verifica di questi crimini ci sia un'archiviazione. Chi ha sbagliato, chi è colpevole di questi crimini deve pagare come qualsiasi altro cittadino, perché pare che ci sia una sorta di liberatoria per quanto riguarda i crimini, per certa gente per quanto riguarda tutti i crimini commessi. Rosalba Meloni, Cagliari Social Forum, nei vostri documenti appunto con il Social Forum si parla di bombe, razzi e proiettili al torio usati per i giochi di guerra. Sì, non solo questo, nel senso che con i giochi di guerra usano ogni tipo di armamento e non sono neanche obbligati a comunicare quale sia il tipo di armamento che usano. Questo si riferisce a quello che è stato ritrovato poi dalle ricerche successive, ma volevo sottolinearle un aspetto che è questo, che mentre si propone l'archiviazione per alcuni dei responsabili di tutto questo disastro ambientale, di questi omicidi, contemporaneamente noi avremmo voluto che ci fosse una presa di posizione anche da parte delle nostre rappresentanti, delle nostre istituzioni. Le nostre istituzioni in realtà sono perfettamente complici, perché da poco è stato rinnovato il contratto con il nuovo responsabile della base di Teulada e con grandi sorrisi e grandi abbracci il nostro governatore ha dichiarato che va tutto bene, che l'importante è che liberano qualche piccola spiaggia durante il periodo estivo. Ma noi cosa ce ne facciamo di un mare che è totalmente inquinato se non viene disinquinato? Io su quelle spiagge non porterò mai i miei figli, i miei amici, e non ci andrò mai io, perché non devo rischiare la mia vita, perché loro si devono beare, che stanno restituendo il territorio. Ma che territorio è quello? Che se ne vadano via dal nostro territorio, che la smettano di costruire bombe, di usare bombe e di tentare di distruggerci completamente.
Noi vorremmo che le nostre istituzioni, se davvero sono nostri rappresentanti, su questo terreno intervenissero, ma tutto tace, anzi c'è connivenza. Insomma, lei lancia un appello principalmente al presidente sardo Cristian Solinas per No, non è che io sposare le lancio un vostre appello, fa parte istanze. dei giochi delle parti, non sto facendo purtroppo una constatazione, perché chi ci rappresenta dovrebbe assumersi determinate responsabilità di fronte a questi casi, si dovrebbe costituire parte civile. Come mai queste cose in Sardegna non esistono? Da altre parti esistono, qui no, assolutamente.